Domani e solo domani si vota in tutti i comuni per i 5 referendum, in 12 anche per il rinnovo di consiglio comunale e sindaco. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio dei referendum avranno inizio dopo la chiusura della votazione, mentre per le amministrative si procederà lunedì pomeriggio dalle 14. Possono votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per le votazioni. Sulla propria tessera elettorale è indicato il numero della sezione nella quale ci si deve recare a votare. Per farlo, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e avere la tessera elettorale. In caso di smarrimento di quest'ultima, i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Lunedì si sapranno sicuramente i nomi dei sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti dove ci siano state almeno 2 candidature e in quelli sopra i 15.000 come Belluno e Feltre a condizione che uno dei contendenti abbia raggiunto il 50% più uno dei consensi. Dove invece, come accade a Tambre, Fonzaso, Ribamonte e Cesio Maggiore, c'è un solo candidato, sarà dirimente il raggiungimento del quorum del 40% più uno degli aventi diritto al voto, con esclusione dei residenti all'estero. Per le amministrative sono chiamati al voto oltre 78.000 bellunesi, con una leggera prevalenza di donne. Se Belluno, con i suoi quasi 34.000 aventi diritto al voto, seguito da Feltre con quasi 20.000, è il comune più grande, il comune con meno votanti è invece Rivamonte, che ne ha soltanto 535. Potranno votare in ospedale le persone ricoverate e sono stati predisposti seggi volanti per le persone in quarantena da Covid che ne abbiano fatto richiesto alla prefettura.